Parto con dei ringraziamenti che sono dovuti ma anche sentiti, in particolare dal Presidente dell'EMO, al nostro direttore dell'ULS 3 del BEI, che io immagino che voi forse eravate diffidenti quando avete visto che Zaia mi mandava a Trevigiano una vostra ULS, ma noi sapevamo che mandavamo noi in gamba, e sta facendo un buon lavoro. In particolare voglio salutare il mio amico e collega, perché rimane un collega anche se ha terminato l'esperienza in regione, Carlo Alberto Tesseri, che so essere sempre attento alle tematiche di Chioggia, e al Presidente di Bagni Vianello, a alcuni amici di Chioggia presenti qui oggi e a tutti voi. Fatti i dovuti ringraziamenti, devo dire che questa è stata una bellissima esperienza. Abbiamo innanzitutto perché è un'esperienza che ci ha permesso di fare squadra tra operatori privati, tra operatori pubblici, tra enti locali, tra le tre ULS della Costa Veneta, perché l'idea è stata tra i sindaci, ringrazio anche, scusami, mi stavo dimenticando il vice sindaco di Chioggia, tra i sindaci, perché abbiamo costituito anche, istituzionalizzato la conferenza dei sindaci della Costa Veneta, che è una conferenza importante che fa in modo che i sindaci siano sempre, diciamo, si trovino in maniera periodica per discutere delle problematiche della Costa Veneta, e quindi insomma si è finalmente fatto quel lavoro che si sta cercando di fare da anni, che è quello di fare rete sul turismo, ma in generale dico io, perché dico sempre che i veneti hanno una grande capacità di lavoro, di sacrificio, a volte però rischiano di essere un po' individualisti e difficilmente fanno sistema. Quello che abbiamo bisogno di fare noi è fare sistema in tutti gli ambiti, ma in particolare nell'ambito turistico, e questo è quello che è accaduto. Da dove parte questo progetto? Non entro nel dettaglio perché da bene tutti gli altri hanno già spiegato cosa di fatto si fa con questo progetto, ma da dove nasce? Nasce dalla possibilità di alcuni fondi che avevamo ministeriali cofinanziati dalla Regione Veneto e poi anche dalle ASL, ULS adesso che si chiamano, e che ci hanno permesso di dare questa iniezione forte di risorse. Però è anche vero che questi fondi si potevano spendere come volevamo nell'ambito turistico-sociale. E allora l'idea mia, assieme poi anche ai direttori, è stata quella di dire: facciamo un progetto sulla Costa Veneta. Perché sulla Costa Veneta? Perché sulle spiagge? Perché non dimentichiamoci che questo è un settore che fa 25 milioni di presenze annue.